Ottobre 1963, la tragedia del Vajont, il messaggio del capo dello Stato, morte e distruzione erano evitabili. Oggi, 55 anni dopo, ancora si piangono morti causati dall'incuria umana, dice invece il sindaco di Longarone, riferendosi al crollo di Genova. Tragica battuta di pesca notturna a Merlara, nel Padovano, il gommone con 2 amici si rovescia, 27enne muore annegato in un canale. Orrore in Polesine, dalle acque del Po affiorano 2 cadaveri, uno era senza testa e braccia, recuperati dai vigili del fuoco, le indagini dei carabinieri. Operazione antidroga della polizia a Padova, ha stroncato un vasto traffico, 9 arresti, 100 kg di stupefacente sequestrato, una parte del denaro era reinvestito nella moneta virtuale Bitcoin. Frutteti in ginocchio nella Marca e in Veneto per quella che è già stata definita l'invasione della cimice nera, il Ministero corre ai ripari. Taglio del nastro con brivido a Pederobba, la storica mostra dei marroni del Monfelero ha rischiato dopo 43 anni di non poter aprire le porte dai visitatori per colpa della burocrazia, l'ira della Proloco. I dati sul turismo in Veneto, per la prima volta calano gli arrivi a Venezia, netta inversione di tendenza pur rispetto a un anno da record come il 2017. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la memoria. 9 ottobre 1963, il giorno della tragedia del Vajont, una giornata dunque di memoria, di ricordo e di messaggi come quello arrivato stamane dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha parlato di morti e di distruzione evitabili. Il sindaco di Longarone invece ha ricordato come oggi, 55 anni dopo, si piangono ancora morti causati dalle incurie umane. Il suo riferimento evidentemente è al crollo del ponte Morandi di Genova. In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, ho fatto 350 metri di linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Micaela era ragazzina quella terribile notte, la notte in cui per Longarone nulla è più stato lo stesso. Voci e memoria di un disastro nel documentario che la nostra emittente ha dedicato alla tragedia del Vajont, nel 55esimo anniversario di una devastazione rimasta negli occhi di sopravvissuti e soccorritori. Un disastro ambientale e prima di tutto umano, come ricorda nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia, scrive, non dimentica le vite spezzate, l'immane dolore dei parenti, i tormenti delle comunità colpite, neppure può dimenticare che così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate. Anche per questo, conclude il Capo dello Stato, il Parlamento italiano ha deciso di istituire proprio il 9 ottobre la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Io pensavo che fosse qualcosa che arrivasse dall'alto e pensavo che qualche detrito magari mi avrebbe colpito la testa e non sarei stato in vita, quindi ho bevuto tanto, l'acqua ha fatto il suo corso, poi ha fatto il deflusso e anche là la grande fortuna ha voluto che mi fermassi su qualcosa che era rimasto in piedi e sempre sott'acqua mi è arrivato addosso qualcosa che poteva essere qualunque tipo di detrito, invece era la mamma, quindi ho fermato anche la mamma sott'acqua prima che l'acqua la portasse all'esterno. Quella notte di 55 anni fa che portò via 1910 vite umane che non avevano colpa e che nulla potevano rivive quotidianamente in tutti noi, ha detto invece alla cerimonia di commemorazione nel cimitero monumentale di Fortogna il sindaco di Longarone Roberto Padrin. 2 anni fa eravamo qua anche a ricordare le vittime e la distruzione provocate dal drammatico terremoto che aveva colpito il centro Italia, oggi quelle del tragico crollo del ponte Morandi a Genova, un altro esempio di cattivo governo della cosa pubblica, dell'incapacità di comprendere il pericolo, di controllo, di prevenzione, ma soprattutto colmo di omissioni e di mancato rispetto delle regole. Qualcuno ha parlato di un altro Vajont, ma dobbiamo sempre arrivare a questo dopo aver pianto la morte di vite umane innocenti? Per noi l'importante è che se ne parli, che si possa andare nelle scuole, che si possa raccontare il vero Vajont e che anche come voi giornalisti e tutta l'opinione pubblica non si dimentichi del Vajont, ma non si dimentichi soprattutto non di noi, perché a noi non è che ce ne freghi più di tanto, che non si dimentichino dei nostri morti e di come sono morti. La cronaca ora, un 27enne romeno è morto la scorsa notte dopo che il gommone sul quale si trovava con un amico per una battuta di pesca sul canale Fratta a Merlara nel Padovano si è rovesciato. L'altro giovane connazionale della vittima è riuscito a raggiungere la riva a nuoto salvandosi. Quest'ultimo ha dato però l'allarme parecchie ore dopo, probabilmente perché sotto shock, chiamando i carabinieri verso l'alba. I vigili del fuoco, intervenuti anche con la squadra sommozzatori, hanno dapprima recuperato il natante 1 chilometro dal luogo dell'incidente, poi proseguendo le ricerche più a valle del fiume hanno ripescato il cadavere del 27enne. Il gommone, forse anche per il peso del materiale
con cui i due stavano pescando si è rovesciato in corrispondenza di un piccolo salto del corso d'acqua. E un altro recupero, un recupero davvero macabro, quello sempre dei Vigili del Fuoco, stavolta in una zona del Po. Due cadaveri, uno di questi era senza testa e senza braccia. Indagano i carabinieri. Due corpi sono emersi dalle acque del Po a distanza di poche ore. Il primo era in stato di avanzata decomposizione, senza testa e senza avambracci. Il cadavere è stato visto intorno alle 19 nel ramo del fiume che divide Porto Tolle da Taglio di Po fra Santa Giulia e Calattis. Immediatamente è scattato l'allarme e sono state allertate le forze dell'ordine e gli uomini del soccorso. Viste le condizioni in cui si trovava il corpo, non è stato possibile accertare se si trattasse di una donna o di un uomo. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco partiti con una squadra da Adria per le operazioni di recupero. Impossibile effettuare le valutazioni attendibili visto le condizioni alquanto precarie del cadavere. Il sostituto procuratore Monica Bombana, avvertita del ritrovamento, dovrebbe già questa mattina disporre l'autopsia per cercare di dare un nome e capire le cause della morte. Poche ore dopo, altro ritrovamento, questa volta sul versante ferrarese. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che erano già impegnati dalla mattina alla ricerca di un anziano di 82 anni che non aveva fatto ritorno a casa. Con il gommone hanno raggiunto il cadavere e lo hanno recuperato poco dopo le 21 all'altezza di Mazzorno Sinistro. Il cadavere di sesso maschile in buono stato di conservazione e privo di segni di violenza potrebbe essere proprio quello dell'anziano che si stava cercando qualche chilometro prima. Anche in questo caso il recupero è stato comunicato all'autorità giudiziaria che procederà poi con le operazioni necessarie per l'identificazione della salma. Ancora la cronaca, uno scontro frontale avvenuto questa mattina nel Veronese tra due auto intorno alle 9:30 lungo la strada che collega Isola della Scala alla località Pellegrina. Dicevamo due auto, una delle quali è finita in un canale che costeggia la strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco di Verona che hanno estratto dalle vetture le 3 persone rimaste coinvolte nell'incidente, però purtroppo per una donna di 63 anni non c'era più nulla da fare, è morta sul colpo. La statale 12 è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. A Padova adesso per una importante operazione antidroga della polizia che ha permesso di sequestrare oltre 100 kg di stupefacente, e sta seguendo per noi la conferenza stampa proprio della polizia in questi momenti Guido Barbato. Guido, a te la linea. Buongiorno da Padova, dalle prime ore di oggi è in corso una vasta operazione antidroga della polizia che sta eseguendo diversi arresti e a conclusione di una lunga indagine a carico di soggetti italiani che sono stati ritenuti responsabili di un ampio traffico di sostanze stupefacenti. 100 i chilogrammi di droga sequestrati e 205.000 euro in contanti. Al momento gli arresti sono 9. Si tratta di persone sorprese in possesso di grossi quantitativi di droga. L'attività investigativa è della squadra mobile di Padova insieme a personale giunto dal servizio centrale operativo, dalla polizia scientifica e insieme alle squadre mobili di Vicenza, Treviso, Torino e Milano. L'indagine è stata supportata da accertamenti tecnici, ovvero da intercettazioni, dall'impiego di agenti sotto copertura. Ha inoltre consentito di accertare che 2 dei soggetti che fanno parte di questa banda di spacciatori reinvestivano in moneta virtuale Bitcoin i proventi della vendita di droga. Ulteriori dettagli nelle nostre successive edizioni dei nostri notiziari. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Guido Barbato e restando a Padova, una Padova che in queste settimane, in questi mesi è sconvolta dal caso Spaccata, dai continui colpi in centro e in periferia, dibattito infuocato ieri sera a Ring proprio sulla questione insicurezza che da mesi investe la città di Padova colpendo decine e decine di negozi. In studio l'assessore al commercio Bressa e in collegamento da Padova i commercianti impauriti ed esasperati. L'ex vice sindaco Mosco, proprio in studio, ha chiesto le dimissioni di Giordani. Sentiamo un estratto della trasmissione di ieri sera.
Già il fatto di chiedere a un assessore dove saranno le pattuglie dimostra un'incompetenza rispetto al tema della sicurezza. Chi ha detto questo? Perché io ho chiesto cosa avete fatto e cosa avete discusso per evitare che l'ESI estenda anche alle periferie questa cosa. Siccome prima ci ha detto che il sindaco si trova tutti i giorni col questore, avrete avuto modo di parlarne, no? O siamo sempre ad aspettare che cade il morto prima di intervenire? Perché è sempre così con voi. Saranno coordinate con la prefettura per quanto riguarda. Avete già parlato o no? Avete già parlato o no? Ma certo, ci parliamo tutti i giorni. Perfetto, e cosa vi siete detti? Cosa vi siete detti? Qui abbiamo anche una memoria storica della piazza, perché lei è un ristoratore dal 1981 qui, è una situazione che vi se la ricordava? No, fino adesso non mi ricordavo una cosa di questo genere. Ci sono stati degli episodi anche in passato, però adesso mi sembra che le cose siano sicuramente peggiori degli anni passati. Il primo diritto che un'amministrazione dovrebbe garantire è il diritto alla sicurezza. Questo non avviene e crediamo che sia fortemente grave. Se il sindaco non è capace, come anche stasera ci ha testimoniato, di gestire la sicurezza e di risolvere il problema, si dimetta, dia la delega ad un esperto che con determinazione e soprattutto concretezza sappia porre fine a questa ondata di spaccate. Che disegno è eventualmente? Beh, le ipotesi possono essere le più disparate. Un disegno può essere di qualche tipologia di soggetto che vuole sfidare in qualche modo le istituzioni della città. Non per forza un disegno vuol dire che sia un disegno politico, anzi io credo che questa sia proprio l'ultima ipotesi della quale si possa parlare. Può essere anche frutto di altri tipi di interessi, anche privati, nel mondo della sicurezza, però è inutile, guardate, dare diciamo, un'etichetta a questo tipo di pensieri, perché rischiamo di adombrare delle accuse su persone che nella stragrande maggioranza delle ipotesi sono innocenti. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo per parlare di Olimpiadi Invernali 2026. Oggi è il giorno della sessione decisiva del Comitato Olimpico Internazionale a Buenos Aires per definire la short list delle candidature per la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. La scelta, come sappiamo, sarà nel settembre dell'anno prossimo, a meno di clamorose sorprese. Cortina e Milano, il ticket Cortina-Milano ci sarà in questa short list, si attende appunto l'ufficializzazione. Un progetto grandioso, parola di Christophe Duby, direttore delle candidature olimpiche del CIO. Se l'Italia di Cortina e Milano aveva bisogno di un altro endorsement di peso dopo le frasi di Juan Antonio Samaranch Jr., vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale, che aveva definito il progetto Veneto-Lombardo robusto, ecco sul piatto un altro giudizio di peso. Parole che arrivano alla vigilia della ufficializzazione delle candidature per la corsa finale alle Olimpiadi Invernali 2026. Sono ore fatidiche perché siamo nella selezione per entrare nella short list. Abbiamo buone possibilità e direi che portare le Olimpiadi dopo i mondiali di sci significa per Cortina, ma per le Dolomiti in generale, un grande elemento di promozione turistica nazionale ed internazionale. Progetto grandioso secondo Christophe Duby dunque, e quest'ultimo assicura che se è vero che le altre due città che aspirano alla designazione, cioè Calgary e Stoccolma, hanno già ricevuto le visite del CIO, non significa che Cortina e Milano abbiano accumulato un ritardo. Siamo in una fase di dialogo, ha chiarito, e il board, che si è riunito la settimana scorsa, ha lavorato su un dossier che conteneva tutti gli elementi necessari per stabilire la validità o meno della candidatura. Una volta che la sessione del CIO avrà ufficialmente confermato che una delle sedi in corsa è Cortina e Milano, il CONI potrà prepararsi a ricevere già entro la fine di ottobre un team che visiterà le infrastrutture esistenti. L'importante, continua Duby, è che le città ammesse alla fase successiva abbiano pronti i progetti tecnici ottimizzati per la data di scadenza, l'11 gennaio 2019. E poi il fattore chiave è quello finanziario. Il direttore delle candidature olimpiche conferma il CIO fornirà per la organizzazione la somma di 925 milioni di dollari, parte in cash e parte in servizi, fra cui la produzione del segnale televisivo. Da parte sua il comitato organizzatore dovrà pagare tutto quello che è relativo alle cerimonie e alle gare. Esiste una stima preliminare, ha poi detto, che riguarda il costo della realizzazione dei giochi, che nell'ipotesi di Cortina Milano è grosso modo 1,7 miliardi di dollari, mentre in passato tale costo era di circa 2 miliardi di dollari. Torniamo alla cronaca, la cronaca giudiziaria nello specifico, con il processo sulla tratta delle nigeriane a Mestre, operazione svolta qualche mese fa. Parliamo ovviamente di prostituzione, la procura che chiede ben 21 anni. Ci dice tutto Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Mestre, dove alle battute finali il processo davanti alla Corte d'Assise per due donne accusate di essere parte di un'organizzazione dedita
alla tratta di schiave. Il PM ha chiesto 12 anni per una 32enne nigeriana domiciliata a Mestre e per un'altra 34enne della stessa nazionalità sono stati chiesti 9 anni e 6 mesi. L'accusa è di aver ridotto in schiavitù una 23enne sempre della Nigeria, portandola qui dal suo paese natale con la promessa di un lavoro e poi averla costretta a prostituirsi una volta arrivata a Mestre. Inizialmente la giovane si era rifiutata e per questo era stata segregata per 3 giorni in un appartamento di via dello Square, tenuta imbavagliata con le mani legate, picchiata e costretta a stare stesa a terra tutto il giorno, tranne i pochi minuti necessari per mangiare, fino a quando questa giovane prostrata da queste torture aveva accettato di prostituirsi pur di far cessare quel tipo di vita e quindi si era messa a vendersi in via Fratelli Bandiera Marghera, riuscendo soltanto a tenere per sé il denaro appena sufficiente per mangiare, consegnando tutto a questa organizzazione di sfruttatori. Poi l'incontro con un gruppo di preghiera e con gli operatori del Comune di Venezia che le ha fatto intravedere una speranza e pian piano, parlando con loro, ha trovato il coraggio di denunciare. E da lì il processo, la ragazza era in aula e ha ripetuto la sua testimonianza contro queste sue 2 aguzzine che sarebbero le reclutatrici e quindi soltanto delle pedine di un'organizzazione ben più ampia, organizzata in diverse cellule autonome, per cui è anche difficile poi ricostruire quali sono i vertici. La ragazza adesso ha un lavoro, ha imparato l'italiano e finalmente insomma, è riuscita a realizzare il suo sogno, il sogno che aveva quando è partita dal suo paese, che era quello di venire in Italia per lavorare e non certo per prostituirsi. È tutto da Mestre, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Sempre nel veneziano, Sandona di Piave, controlli sul lavoro nero alla fiera di Sandona in corso in questi giorni. Sentite cosa è emerso, ce lo dice Tiziana Bolognani al telefono. Buongiorno, come avete detto da studio, i controlli dei carabinieri alle fiere del Rosario a Sandona di Piave hanno permesso di scovare una serie di attività irregolari. È l'impiego di manodopera in nero ad essere stata maggiormente sanzionata e per questo 8 persone, 2 delle quali straniere, titolari di ditte individuali, sono state denunciate per violazione della normativa in materia di lavoro. Complessivamente i carabinieri della compagnia di Sandona, in collaborazione con i militari del gruppo tutela del lavoro di Venezia, hanno individuato 11 lavoratori in nero, per la maggior parte impiegati nelle giostre itineranti di Piazza Rizzo e via Paralungo. Per 5 di questi sono state avviate le procedure che porteranno alla sospensione dell'attività. Oltre ai deferimenti all'autorità giudiziaria sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per 180.000 euro. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, poi ancora cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Vicenza per parlare della vicenda Miteni, l'incontro tra i sindacati e RSU in prefettura. Abbiamo chiesto fondamentalmente 2 cose, che predisponga un tavolo tra azienda, lavoratori e istituzione per affrontare la grave situazione ambientale e in termini di salute e sicurezza e ambiente di lavoro e in termini di futuro occupazionale e anche per quanto concerne concordato, bonifica e prospettive delle aziende. Un tavolo che vede riuniti Regione, Provincia, azienda, ARPAV e sindacati. È l'ennesima richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali e non più procrastinabile. Non è più una vicenda solo legata al lavoro, a mancanza di lavoro, a problematica dei lavoratori, ma è una vicenda molto complessa. C'è l'acqua, c'è la falda, c'è il territorio, c'è l'azienda, ci sono impianti da mettere in sicurezza, da far lavorare in sicurezza, c'è la salute dei lavoratori, c'è la salute dei lavoratori che lavorano nelle aziende vicine all'interno dell'area Seveso e c'è la salute di chi abita
in quel territorio. In ballo, dicono, non è tanto e solo la questione lavoro, sono già previsti 3 mesi di cassa in deroga, ci sono le diffide della provincia, ben 4, che hanno portato alla chiusura di alcune lavorazioni, l'atteso cronoprogramma sempre in capo alla provincia, le bonifiche. Si parla anche e soprattutto della salute dei lavoratori, dell'ambiente, di chi vive il territorio. Un destino, quello della Miteni, dicono i lavoratori, che non è solo nelle mani di enti e autorità. Anche nelle mani della proprietà, che deve procedere in maniera assolutamente urgente agli investimenti necessari che noi chiediamo da tantissimo tempo e rispetto ai quali purtroppo ad oggi non abbiamo ancora avuto alcuna sostanziale soddisfazione. E a chi chiede la chiusura della Miteni i sindacati rispondono. Sono impianti che non basta girare una chiave e abbiamo finito, arrugginiscono e amen e cadranno lì, sono impianti che vanno manutenuti sempre in sicurezza. Tutto questo non aiuta. L'agricoltura vive momenti difficili nel settore dei frutteti, soprattutto nella Marca, e la causa è l'invasione della cimice nera. Un bel danno, alla fine hanno un bel danno, perché non si può trattare, ma solo con concimi foliari e non con piretroidi. E quindi il risultato è che si può al limite solo spostare da qualche altra parte? Si spostano dall'altra parte. Eccola la cimice nera che imperversa sui campi della Marca. Qui siamo a Musano di Trevignano e questi sono kiwi gialli. Una produzione che finisce tutta al mercato cinese, pagata mediamente il doppio rispetto a tutti gli altri. Produzione però a rischio a causa di questo insetto che punge il frutto e inietta un liquido per estrarne del succo. Il risultato è che i kiwi diventano spugnosi e immangiabili. E non vale solo per questo frutto, il danno generale sui campi è arrivato anche all'80% della produzione. Il problema cimice non è solo per la frutta, ma è per tutte le coltivazioni in generale, anche per gli ortaggi oltre che per la frutta. Come sempre esistono due vie, quella chimica con gli antiparassitari e quella biologica, e proprio da qui la novità arriva dal Ministero. Oggi si è scoperto che in Cina c'è un competitor naturale, è una vespa che va a inibire anche queste le larve della cimice. Stiamo studiando come si può importare questa vespa, perché chiaramente prima di importarla devono essere fatte tutta una serie di verifiche che possa coesistere nel nostro ambiente. Siamo ottimisti che in questa direzione, almeno per il prossimo anno, si possa intervenire in maniera strutturale. E adesso i dati del turismo che sono stati esposti ieri a Bai Veneto a Mestre, con il dato per la prima volta di un calo di arrivi a Venezia nel 2018. Quest'anno Venezia una leggera flessione l'ha avuta, mentre cresce per esempio la provincia di Treviso o la provincia di Vicenza. Per la prima volta da moltissimi anni calano gli arrivi a Venezia. Il dato rivelato dall'assessore regionale al turismo Federico Caner non è ancora quantificabile con esattezza perché riferito alle stime per l'anno in corso, ma l'inversione di tendenza, pur rispetto a un anno da record come il 2017, sarebbe netta. Ai veneziani non dispiace di sicuro, devo dire che io a volte vengo a Venezia anche per motivi personali, non solo per lavoro, ed effettivamente il flusso turistico è notevole e posso capire anche l'arrabbiatura dei veneziani. Per questo dico che secondo me il turismo è importante, però va gestito, in primis secondo me la gestione delle grandi navi, perché effettivamente scaricare in massa in una giornata migliaia di persone qualche problematica lo può fare, quindi il turismo diciamo nautico, cioè derivante dalle crociere, è importante, però va gestito e su questo si sta anche lavorando assieme al Ministero. Continuano invece a crescere nel 2018 alcune destinazioni alternative rispetto a quelle tradizionali. La provincia di Belluno sta registrando un più 6,7% di arrivi e un più 2,6% di presenze. In aumento anche i territori di Treviso e Vicenza. Nel Veneto in generale si registra un lieve calo degli arrivi e un lieve aumento delle presenze. Quest'anno è un anno di stabilità, diciamo, però un anno di stabilità tenendo conto che veniamo da 4 anni di crescita consecutiva, tra l'altro con un 2017 che è stato veramente il boom record con 70 milioni di presenze e circa 19 milioni di arrivi. I dati sono stati diffusi dalla Regione in occasione della 17ª edizione di Bai Veneto, il workshop internazionale del turismo che ha visto radunarsi a Mestre 263 imprese venete per un totale di circa 450 operatori e 200 buyer internazionali provenienti da 45 diversi paesi. Il turismo resta la prima industria in Veneto con 17 miliardi di fatturato su un PIL regionale di circa 150. Turismo, soprattutto in Veneto, è anche non solo turismo d'arte ma anche turismo enogastronomico. Una delle più importanti appuntamenti nella Marca è da 43 anni la mostra dei marroni del Monfenera, che però ha rischiato di saltare
fortunatamente non è saltata, ma ha rischiato di saltare per colpa della burocrazia. Taglio del nastro col brivido sabato pomeriggio a Pederobba. La mostra dei marroni del Monfenera ha rischiato dopo 43 anni di non poter aprire le porte ai visitatori. Il perché l'ha spiegato durante l'inaugurazione e approfittando della presenza dei politici e amministratori locali un presidente della Proloco decisamente irritato. Alle ore 12:45 non avevamo i permessi per fare la festa oggi. Siamo una barzelletta. Ieri per colpa di un singolo estintore che ci mancava rischiavamo di non fare la festa oggi. Perciò è importante che si dia anche la mano ed un supporto e non solamente i regolamenti, perché molto spesso i regolamenti superano il buon senso. L'estintore in questione in realtà era già previsto, ma come si dice, quando la burocrazia ci mette lo zampino, basta un codice sbagliato per bloccare tutto. Così l'estintore in questione non era più quello giusto, che peraltro pare addirittura non esista. Ma tanto è bastato per impedire il nulla osta della commissione di controllo. Solo la determinazione degli organizzatori, peraltro tutti volontari, ha permesso di ristabilire tutto. Cambiato il numerino e riconosciuto l'estintore, tutto è andato a posto? Manco per idea, come ha proseguito nel suo racconto sulle follie burocratiche il presidente Bresolini. L'ultimo in ordine cronologico ieri, la passerella tra la cucina e il capannone. Non andava bene, praticamente siamo all'aperto. Ieri mi sono chiesto perché io devo rimanere aperto quando in un ristorante la cucina che ci cade la sala? Con il risultato che un telo posticcio ha evitato che i piatti passassero sotto al diluvio di sabato sera, mentre dall'altra parte le lamiere staccate stavano a guardare. L'unica consolazione per la Proloco, ma anche per tutta Pederobba, è che il caso di burocratica follia finirà in Parlamento. Ma lei cosa sta facendo per aiutare la Proloco? Ho iniziato già a parlare col sottosegretario perché faccio un disegno di legge, io farò la proposta perché questo si porti assolutamente avanti, per dare una mano a queste associazioni, perché senza queste associazioni si perdono le tradizioni. La chirurgia laparoscopica in ginecologia è il tema di oggi a ore 13, fra pochissimo, oggi è ore 13 dedicato alla salute come ogni martedì. In studio Enrico Busato, primario di ostetricia e ginecologia di Treviso, Domenico Lagamba, primario ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Montebelluna e Nicola Amato, dirigente medico di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Conegliano. E poi questa sera a 20:10 ovviamente il ricordo, la memoria del Vajont, ospiti in studio Roberto Padrin, sindaco di Longarone, che è presidente della provincia di Belluno, e l'assessore regionale Federico Caner. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 9 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, la pressione infatti è in aumento e regalerà alla nostra regione una giornata all'insegna del bel tempo. Ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi. Massime piuttosto gradevoli, comprese tra 21 e 25 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 13 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, l'alta pressione garantirà una giornata all'insegna del bel tempo anche sulla nostra regione. Tanto sole dunque su tutti i settori, il cielo sarà sereno salvo per innocui addensamenti sui settori meridionali. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.